tutti e qui? Non ho finita. Bene, allora che faremo ora? Io voglio vedere delle possibilità che quei bambini, che quindi vedranno come si eseguirà il comportamento, che possa essere seduto a terra, batticino, perché questo cane prega, anche la preghiera. Sì, sì, quindi vedremo poi i bambini cosa scelgono. Io lo eseguirò. Adesso con i bocconcini, i bambini. Allora mettiamo una musica di sottofondo. Vai. Vi faccio vedere cosa fa. E poi scegliete un comportamento che vi piace e lo eseguirete voi. Poi c'è Participio. Poi c'è il giro. Girare su se stessa in senso contrario. Quello per convincere la preghiera. Eccola, sta pregando. Giuseppe! Tutto quello che non ti preoccupare. Allora, il giro si chiama twist, quindi tu puoi sentire il bocconcino, così Laila capisce che deve ascoltare te e nessun altro, no? Quindi, una volta che hai il bocconcino, puoi usare, non lo fai, e dici twist con una voce bella, Ora quindi deve far annusare il bocconcino. Vai. Vieni qua. Scelgo io, vai. Tu cosa farai? Cosa facciamo fare a lei? Due. Un applauso, brava. Si siede, poi metti così la mano e le ti va. Vieni qui accanto a me. Ora faccio rivedere tutto questo con te, di nuovo.
Ok, allora ora altri 4 bambini. Grazie, grazie a voi. Piano piano. Quando uno si deve avvicinare a un cane non deve mai correre frontalmente, perché comunque è una sfida per il cane. Cioè il cane è grosso che quindi si schiaccia e ha paura e comunque per paura può mordere. E in più c'è il cane un po' più aggressivo che non accetta questa sfida e quindi parte direttamente. È importante. Sono davvero delle informazioni importanti perché è vero molte lo fanno. È importante ricorrere ogni tanto di cultura civica, perché uno non sa ciò che ci Vuoi venire tu col palloncino? Però senza, lascia il palloncino. Sì, lascia il palloncino. Vieni qui. Ecco, ok, i vostri nomi. Giuseppe, Giovanni. Francesco, Samira, Ok, iniziamo. Vieni Giuseppe, vieni qua. Cosa facciamo con lui? Ok, ok, ora diventa anche più veloce. Ok, gli ha dato il commentino. Secondo, vieni. Il boccino è pure qui. Vuoi provare la preghiera? E il twist, non lo vogliamo fare? Vai. Sentire prima il bocconcino, però non glielo devi dare. Twist. Vuole il bocconcino. Se tu hai il bocconcino qua, cioè lei ok aspetta, però giustamente dice beh adesso lo prendo, no? È lì per prenderlo. Quindi tu puoi sentire il bocconcino, lo togli e gli dai il comando. Twist. Non là. Eccolo. Terzo. Preghiera. Preghiera. Va. Questo è il bocconcino. Questo lo lontano. Ok. Dire preghiera. preghiera, No, lei non si trova perché il mio braccio è molto più lungo. Però giustamente stando alla stanza, il pecorino. Lo conosci? Sì. Metti per il braccio. Bello così. Dile preghiera. preghiera, Ah, ce l'ha fatta. Emilia, vieni qua. Bocconcino, vieni qui a stare. Allora, facciamo sentire il bocconcino senza tagliare, facciamo batti 5, vai. Batti 5 attivo, batti 5, vai. batti 5, Questa mano. Devi mettere la mano così, ben vicino, tranquilla. Grazie. Grazie. Qualche altra informazione utile? Mi è capitato di vedere pure qui, no? L'importante è come le persone non devono avvicinarsi frontalmente, perché questa è una sfida. Anche cani e pizzanti. Quindi si sentono anche sul padrone magari abitare altro. Quindi magari se uno deve far conoscere un altro cane proprio, Ok, le esibizioni queste le abbiamo viste. Ok, sei stata bravissima, hai visto? Facciamo un applauso alla nostra educatrice.
vero, è Laila, la protagonista è stata lei infatti. Bene, allora questa è stata l'esibizione